oggi piantate un seme per la legalità, per ricordare la strage di Capaci. Sì, oggi ci troviamo qui nella villetta Rosetta Romano per la commemorazione in memoria della strage di Capaci, in cui hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Il sacrificio di questi 3 eroi è stato molto significativo, perché da quella strage il popolo siciliano ha trovato il coraggio di ribellarsi al fenomeno mafioso, un fenomeno che purtroppo non è soltanto siciliano, ma che si è esteso in tutta Italia, ma che in Sicilia continua a persistere, perché la mafia prova a infiltrarsi, prova a condizionare le scelte della politica e dell'imprenditoria, e quindi bisogna parlare di mafia, bisogna tenere sempre i riflettori accesi, perché farlo significa non arrendersi, e soprattutto per noi giovani significa credere in una Sicilia sempre migliore, in cui il valore della legalità possa essere sempre messo al primo posto. Assessore, lei è presente qui a questa manifestazione che è fortemente voluta da Fratelli d'Italia ed Azione Giovani? Assolutamente sì, è un'iniziativa che ha il compito fondamentale di ricordare, perché ricordare le vittime innocenti di mafia è uno strumento importante per poter far sì che il problema mafioso venga debellato definitivamente dalla nostra terra. Ricordare la strage di Capaci è uno di questi casi. Oggi la ricorrenza della morte di Giovanni Falcone, della moglie dei 2 uomini della scorta, è un momento importante, ma non vanno ricordati solo nelle ricorrenze della loro morte, ma vanno ricordati 365 giorni l'anno. Iniziative come queste, fortemente volute dal gruppo dei Giovani Fratelli d'Italia e dal Comitato Distrettuale, è un momento importante per poter portare avanti la memoria di chi ha sacrificato la sua vita per il bene comune. Pavantinoro, ieri la strage di Capaci, oggi qui ad Agrigento cercate di piantare un albero per ricordare appunto Falcone che fu ucciso insieme alla moglie. Sì, oggi 24 maggio, insieme al coordinamento cittadino, a Gioventù Nazionale e in collaborazione con tutto il nostro gruppo consiliare assessoriale, vogliamo piantare un seme di legalità. È un segno importante che vogliamo dare alla nostra città, in ricordo di una data, di un momento tragico che ha segnato purtroppo la storia del nostro paese, che è appunto la strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Falcone Borsellino, il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.